E professor Bronte, di recente è arrivata questa nomina a direttore scientifico dell'Istituto Oncologico Veneto, una nomina che prevede però il ritorno in un luogo in cui è già stato e ha già prestato servizio negli anni scorsi, e una nomina che non prevede neanche un addio all'Università di Verona. No, assolutamente. Innanzitutto sono estremamente lieto di essere stato nominato, di questa convergenza fra la selezione della Commissione e il Ministero della Sanità e la Regione. E è un ritorno perché io ho fatto parte del personale sanitario nel momento in cui lo IOV è stato creato, quindi diversi anni fa ormai, e mi sono trasferito a Verona dopo aver ottenuto la cattedra e adesso ritorno per 5 anni, mantenendo ovviamente, mettendo in aspettativa la mia posizione universitaria, ritorno per continuare più che altro un lavoro che si è mantenuto nel corso di questi anni perché il rapporto di collaborazione scientifica non ha mai cessato, quindi c'è sempre stato un canale IOV Verona per la ricerca oncologica, almeno la ricerca del mio gruppo. Adesso si tratta di espandere la ricerca su livelli più ampi. Ecco, ricerca scientifica, multidisciplinarietà e soprattutto utilizzo dei fondi del PNRR. Questi sono i punti cardine di quello che ha dichiarato essere il suo mandato. Sì, assolutamente. Diciamo che l'indirizzo è stato dato su scala nazionale dalla gestione dei fondi del Piano Nazionale di Resilienza e Recupero. Il piano prevede per gli investimenti dati alla ricerca la creazione di strutture a rete nazionali in cui sia possibile ottimizzare sia le tecnologie di punta, che sono molto costose e devono essere in qualche modo utilizzate al meglio perché richiedono anche poi personale specializzato, sia la possibilità di, nel campo oncologico soprattutto, di reclutare i pazienti per quei tumori più rari o quelle situazioni in cui una piccola frequenza dell'evento atteso deve essere valutata. Questa è una tendenza mondiale, non è solo una tendenza italiana, vorrei precisarlo. In campo oncologico questo è diventato fondamentale. Il mio programma deve assolutamente aprire ad una maggiore collaborazione con le strutture che sono presenti nel territorio veneto. Ricordiamo che questo è un istituto oncologico veneto che ha già una forte interazione con le reti oncologiche del territorio e dovrebbe, dal punto di vista scientifico, secondo me, organizzare, essere il punto di riferimento, l'hub, come sono hub in altre strutture che in questo momento sono state create dal PNRR. Per Verona, per il nostro Ateneo, sicuramente un momento di eccellenza, cioè il riconoscimento di un'eccellenza che dal territorio si sposta a livello regionale ma che poi è un punto di riferimento di livello nazionale. Sì, questo istituto, questo IRCS è l'unico istituto oncologico in Veneto, quindi ha una grande rilevanza, per cui rappresenta un punto di contatto fondamentale con le altre strutture nel territorio. Mi sono già reso conto di come l'istituto abbia avviato nel corso degli ultimi anni una serie di collaborazioni e di interazioni con altri IRCS oncologici. Questo va rafforzato, va ampliato, deve essere promosso e il processo accelerato a tutti i livelli, come dicevo prima, soprattutto per quello che mi compete, che riguarda l'attività di ricerca.